Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, all'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, e come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. La tematica in questa seconda parte l'avete capita, abbiamo parlato ovviamente di sanità, abbiamo iniziato con la carenza di medici, con la carenza di farmaci e adesso nell'ultima parte parleremo anche del Covid e di influenza, perché dai numeri che sto leggendo qualche numero sta aumentando. Ecco, la cosa è preoccupante oppure oggi c'è una situazione che sì, arriva però in tempo breve, se non hai altre patologie, insomma diventa quasi come un'influenza anche il Covid? Diciamo che la vaccinazione ha fatto la differenza e adesso ci sono situazioni, intanto non c'è una enorme diffusione, ci stiamo quasi... C'è un po' di aumento in questi giorni. C'è un po' di aumento perché chiaramente poi aumentano anche in base alle occasioni dello stare insieme, questo aumenta. E aumenta anche per la questione del tempo. Però sicuramente... Il tempo ha fatto sempre bello. Però non il coso, però l'aria non proprio, come dire, pulita. Ma anche quelli in montagna c'è l'aria pulita, però l'hanno preso anche lì, insomma, voglio dire... Allora, l'influenza si prende sempre. Il discorso è che come in tutte le vicissitudini degli uomini, anche le stagioni, anche la pulizia dell'aria, lo stesso piovere, voglio dire, è un modo di lavare l'aria, hanno importanza. Per cui c'è una piccola ripresa, ma tanto per avere un paragone, io di contagiati in questo momento ne ho 4, tenga conto su 1000. Sì, quindi è una situazione sotto controllo. È una situazione Senta, sotto controllo. ne voglio fare un'altra domanda, la metto in difficoltà, le faccio un tranello adesso. Ma io sono contento. Allora, io ho fatto 4 dosi di vaccino, sono un paziente... Modello. No, a rischio, insomma così un po' a rischio, e devo fare il quinto, lei me lo consiglierebbe oppure no? Io personalmente continuo a consigliarlo di farli. Bene, come li chiami? Le dico 4 illustri colleghi suoi importanti hanno detto di non farlo. Allora, sicuramente, probabilmente hanno competenze migliori delle mie, ma io per il momento i pazienti... Ha detto ne hai fatto 4, insomma... Allora, quello che si è visto fino adesso è che questo vaccino, contrariamente ad altri vaccini, non dà una copertura definitiva, nel senso di dare che ne so, tipo quello dell'antitetanica, che poi va 8 anni. Sì. Bene, questo si vede che dopo 7, 8, 10 mesi... Anche meno. Io sono un ottimista per natura, comincia, diciamo dal 6° mese in poi, l'efficacia comincia a calare. Allora, sicuramente stiamo andando verso la bella stagione, sicuramente stiamo andando verso un periodo in cui dovrebbe essere minore la contagiosità. La metto ancora più in difficoltà, era prima dell'inverno, prima di... No, c'è stata anche l'estate scorsa che, se si ricorda... No, ma a quello che mi ha detto me di non farlo era ottobre, novembre, insomma. Allora, ripeto... Perché mi ha detto tu sei garantito da qua, non ha detto perché hai una garanzia di 4 dosi di vaccino, hai fatto il monoclonale, insomma fare anche la quinta dose mi sembra eccessivo. Se vuoi farla non ti fa male, però io non la farei. Le dico la frase esatta sì, ma e tutti hanno detto la stessa frase. Ma queste sono delle scelte che i medici fanno e debbono fare, anche questa cosa, tenendo conto però che noi ancora non abbiamo assistito all'evoluzione completa, cioè su un largo lasso di tempo di questa influenza, tenendo conto che la gente che ha complicazioni in numeri infinitesimamente minori continua a morire, chi ha problemi di Covid, cioè non è che perché non abbiamo più i bollettini giornalieri non succede più niente. Per cui, dato che io sono per la massima tutela e dato che si tratta di richiami più che io personalmente ai pazienti fragili continuo a raccomandare la vaccinazione, soprattutto poi ai pazienti allettati, i contatti,
Perché comunque è lo stesso concetto per cui noi ogni anno ci facciamo la vaccinazione anti-influenzale. La vaccinazione anti-influenzale la si fa perché l'anno dopo, È stato chiaro. No, devo fare... Senta, secondo lei il Covid ha lasciato dei segni mortali all'interno del corpo umano? E semplifico, e le faccio questa domanda perché non ho mai visto tante persone giovani morire di infarto come in questo periodo. E può essere una concausa il Covid oppure non c'entra nulla secondo lei dallo studio che avrà fatto, dalla situazione che sono venute a crearsi? Allora, torno a quel disco qui, addentrarsi in questioni di tipo assoluto, niente esclude niente. No, non ho detto assoluto. No, è una domanda la mia. Io le sto rispondendo. Allora, come tutti i farmaci, i discorsi su quelle che sono... No, fermo, dottor Ghisardi, non ho detto il farmaco, ho detto il Covid. Allora, non il farmaco, non le ho detto il vaccino. No, allora ho capito male. Le ho detto il Covid. Allora, ha lasciato... il COVID, ripeto, allora sarò più diretto ancora. Ha bisogno è meno ancora... complicata la domanda. Sì, però la risposta ha bisogno ancora di essere studiato. Non è facile dopo 3 anni di qualcosa che compare, dopo 3 anni all'improvviso e su scala così grande dare delle certezze che a quella infezione sia corrisposto quello. Non ho detto questo, ho detto se è con causa, le volevo fare in due tranche, lei ha risposto alla seconda. Il Covid ha lasciato nel fisico del corpo umano dei lati deboli. Appare che in alcune... Che poi sono diventati mortali. Appare che in alcuni soggetti, tipo il famoso long covid, ci siano degli effetti che poi possano, incrinare anche altri organi e portare per altre cause, essere un veicolo per cui poi per altre cause si muore, no? Voglio dire, non è una novità che dall'influenza, cugina molto vicina dell'influenza normale, possono nascere, può predisporre a delle situazioni che poi abbiano problemi cardiaci e altre del resto. Ma niente lo esclude al momento, ma niente in modo consolidato lo certifica. Quindi la cosa importante... No, mi è venuto di fare questa domanda, certo, perché davvero negli ultimi mesi, se non più, vedo delle persone giovani che di notte muoiono di infarto, che stanno bene muoiono di infarto. Allora ho fatto questa domanda che più che è una curiosità. È sempre successo, direttore. Il problema è l'attenzione che si porta a certi eventi. La morte improvvisa per infarto non è una cosa nuova, cioè morte improvvisa significa... No, ma sono aumentati, per questo dico che... Sono aumentati, però bisogna contemporaneamente vedere se le concause, o comunque certo, sono quelle più il Covid oppure quelle senza il Covid. Senta, un'altra curiosità, questa è un'altra curiosità. Lei vive in città, in tutte le città, e nelle mie uvide, poi qui abbiamo l'università e quindi ci sono molti giovani che bevono e hanno iniziato a bere in maniera, sono anche diventati dei genitori perché scelgono anche il tipo di vino, scelgono lo spritz, avranno delle ripercussioni nel corpo umano questi giovani che bevono in maniera esagerata, non tutti però parecchi secondo lei? Non c'è dubbio, anche perché come si chiama? Dipende anche dall'età in cui si comincia ad assumere l'alcol, fermo restando che io non sono d'accordo con chi dice che anche un bicchiere di vino ti fa diventare scemo, come è stato pubblicato qualche tempo fa. La viola. Esatto, proprio per niente, perché il vino fa parte da sempre dell'alimentazione umana ed è, tra l'altro, ci sono studi corposi scientifici dell'aiuto che soprattutto alcuni componenti del vino danno, per esempio, al sistema cardiovascolare. L'importante è non, come al solito, esagerare, cioè le cose che non vanno bene sono non praticare le vie di mezzo. Quindi c'è una certa età per cui non si può bere, ma non per questioni di tipo
sociale, ma proprio per questioni in cui nella giovane età il sistema nervoso, dove l'alcol può di più attaccare, si sviluppa, non è ancora completamente sviluppato. Il cominciare a bere troppo presto e troppo fa male. Come tutte gli eccessi, cioè anche il troppo pane fa male. Beh, mia mamma mi diceva sempre: fai poco e fai tutto, non ti farà mai male. Esatto. Anche quando fumavo, fai poco e fai tutto, non fa mai male. Detto questo, com'è sta la sanità invece secondo lei qui in Italia? Beh, la sanità qui in Italia, se intendiamo come sanità pubblica quella del Servizio Sanitario Nazionale... Non è che in parte stanno cercando di privatizzarla? Ci stavo arrivando, direttore. È in cosa? Diciamo, per usare una cosa del Covid, è in rianimazione. Intubato? È intubata. Ora, il rischio vero è che questa cosa venga coperta da situazioni private. Questa spinta anche, io non ho niente contro la sinergia tra sanità pubblica e sanità privata. La sanità privata può essere ed è un'ottima occasione di sostegno alla sanità pubblica e quindi non deve essere demonizzata. Il problema è quando la si vuole sostituire. Per esempio, io non vedo di buon occhio che situazioni contrattuali prevedano dei lavoratori che una parte del salario si trasformi in assicurazioni integrative, assicurazioni sanitarie integrative, perché già la tassazione comune dovrebbe essere sufficiente per garantire la sanità. Questo le fa pensare, insomma. Sì, mi fa molto pensare, ripeto, che di nuovo si è tornato dopo il Covid, si è tornato a ragionare di sanità in termini di costi, in termini di risparmi e non in termini di appropriatezza, perché il Covid ci ha dimostrato che le spese appropriate fanno sana una nazione e la fanno progredire economicamente. Le spese come i banchi con le rotelle affossano il paese. Certo. È stato chiarissimo. Vabbè, abbiamo concluso che questa puntata, io la chiamo sempre per sapere la situazione com'è, però io sono felice di venire. Quella dei medici è una situazione ancora molto allarmante. Speriamo che, come ha detto lei prima, si cerca o qualcuno cerchi di risolvere questa situazione, perché davvero ci sono molte signore Maria che sono molto preoccupate. E noi siamo molto preoccupati per la signora Maria. Lei sicuramente ne conoscerà quindi la ringrazio di essere stato qui con noi e invece do appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.